troviamo nella bella cittadina di Montegrotto Terme nel Padovano e siamo qui all'Hotel Commodore che ha ospitato i campionati giovanili regionali Final Four. Le giovani promesse del tennis veneto, portacolori di ben 28 squadre, si sono affrontate nell'impianto sportivo dell'Hotel Commodore di Montegrotto Terme per una nuova edizione delle Final Four. Sfidando il grande caldo, per 3 giorni gli agguerriti tennisti hanno dato vita a match molto combattuti per riuscire a conquistarsi lo scudetto veneto di categoria. Alla fine 7 le formazioni salite sul podio. Nell'Under 10 misto la vittoria è andata al TC Montecchio Maggiore, che ha messo in fila TC Sant'Orso, TC Padova e CS Plebiscito. Nell'Under 12 femminile primo posto per il TC Cerea, che ha superato TC Schio, CS Plebiscito e CS San Floriano. Nell'Under 12 maschile ha dominato l'Eurotennis Treviso davanti a Comunali Vicenza, Nuovo Tennis Bovolone e TC Tiene. Nell'Under 14 femminile il titolo è andato allo Sporting Bassano, che ha preceduto i TC 90 Vicentina, TC Peschiera e USD Ferriole Montecchia. E sempre lo Sporting Bassano si è aggiudicato anche l'Under 14 maschile, superando la T Verona, il TC 3 Baseleghe e ST Bassano. Infine, nella categoria Under 16 femminile, il primo posto se l'è aggiudicato la T San Giovanni Lupatoto, seguito da CT Vicenza, CS San Floriano e CS Plebiscito, mentre nell'Under 16 maschile vittoria del CS Plebiscito davanti a TC Schio, TC 90 Vicentina e ST Bassano. La competizione è iniziata da una decina di anni fa e credo sia l'unica esperienza in Italia di questo tipo. Abbiamo iniziato 10 anni fa ad Albarella e poi siamo andati nelle varie province. Siamo qui da 3 anni in questo meraviglioso contesto dove i ragazzi si divertono. Al punto tale che per questi ragazzi è quasi più importante qualificarsi per queste Final Four piuttosto che qualificarsi per i campionati italiani. Ecco, io come presidente dico che è bene divertirsi, ma che devono avere assolutamente dei buoni risultati anche a livello nazionale. Quali aspettative ci sono a questo proposito? Sì, abbiamo delle squadre interessanti con dei ragazzi che stanno crescendo bene grazie al lavoro dei circoli e dei maestri. Tecnicamente qualcuno è cresciuto in maniera piuttosto importante e poi vediamo il confronto con le altre regioni. Oltre a questo torneo le categorie giovanili avranno anche un altro importante appuntamento. Sì, abbiamo cercato di riunire tutti i tornei giovanili del Veneto in un unico circuito, si chiama Young Boys. E in questa maniera tutti i ragazzi sono stimolati, perché ci sono tornei da 1, 2, 3 stelle a seconda dell'importanza del torneo, a partecipare a parecchi tornei. Faremo una manifestazione finale, un master chiamato Young Boys alla fine di settembre, primi di ottobre. Le Final Four rappresentano l'epilogo di un entusiasmante percorso iniziato subito dopo Pasqua e che ha coinvolto oltre 1 migliaio di ragazzi. Enrico Zen, un giudizio su questa manifestazione? Come sempre questa manifestazione che sono le Final Four regionali è la conclusione di questa prima tappa a livello regionale per tutte quante le squadre che si erano iscritte a questi campionati. Circa 300 squadre, difficili da gestire già dall'inizio con tutta la prima fase provinciale per poi passare ai gironi regionali fino al tabellone. Le prime 2-3 squadre in base alle categorie adesso passeranno alla fase di macro area che si disputerà alla fine di agosto. Sostengo che comunque questi gironi finali che ogni anno ci troviamo a fare qui al Commodore sia una tappa veramente fondamentale per il panorama veneto, del tennis veneto. Ma quanti ragazzini sono stati coinvolti? I ragazzini minimo 3 o 4 per ogni squadra, essendo 300 squadre fate voi quanti possono essere. Qua sicuramente ne saranno arrivati una 70, una 80. Quindi anche centinaia di incontri preliminari? Certo, la fase preliminare è partita subito dopo Pasqua, dai primi di aprile, con i vari gironi che ho ripetuto prima provinciali, poi regionali, per arrivare a questa conclusione che comunque più che una conclusione è una festa del tennis giovanile veneto. E dal punto di vista tecnico?
Dal punto di vista tecnico penso che abbiamo assistito anche qua a incontri veramente emozionanti, ce ne sono ancora in campo per giocarsi il primo posto, perché tutti quanti alla fine, pur considerando questa un passaggio per andare alla fase di macro area, tengono tantissimo tutti quanti al titolo regionale, perché essere campioni del Veneto per i ragazzini conta molto. Infatti abbiamo visto grinta e determinazione in campo. Sì, sono lì che se la lottano come leoni punto su punto per arrivare ad avere lo scudetto che poi consegneremo a tutti i primi classificati. Il partecipato evento è intitolato alla memoria di Giorgio Bertagna. Da vicepresidente vicario del comitato regionale, assieme al presidente Mariano Scotton, fu ideatore della manifestazione. È un'idea che abbiamo avuto assieme una decina di anni fa, e quindi quando è mancato abbiamo pensato di intitolargli questa manifestazione. Si chiama Memorial Giorgio Bertagna, del mio indimenticato e indimenticabile vicepresidente vicario del Comitato Regionale Veneto, una grande persona e un grande dirigente. Massimo Bertagna, questo torneo è dedicato alla memoria del papà. Sì, è già il quinto appuntamento, sembra impossibile ma sono già passati tutti questi anni. Fa sempre molto piacere però essere qui a vedere tutti questi ragazzini che giocano, che ci mettono molto entusiasmo, e devo come ogni anno ringraziare tantissimo tutto il comitato per l'organizzazione perfetta, tutte le persone che ci sono dietro e anche tutti i ragazzini che ci mettono tanto impegno. Ecco, il papà si è molto impegnato per questo tipo di manifestazioni. Sì, il presidente dice sempre che è un torneo nato da una loro idea e continueranno a portarlo avanti. In ogni caso mio papà amava il tennis e soprattutto quello giocato dai bambini piccoli, per cui ripeto, anche questo è un piacere vedere tante persone e soprattutto tante persone piccole, giovani, che si sfidano con tanto agonismo in questi 3 giorni bellissimi. Se lui fosse qua oggi, secondo lei cosa potrebbe dire? Potrebbe anche lui ringraziare tutti quelli che giocano, che stanno giocando, e darebbe appuntamento al prossimo anno sicuramente. E niente, sarebbe sicuramente contento di vedere tanta gente, anche tanti genitori che vengono a vedere i figli o gli allenatori che seguono queste squadre e che ci mettono tanto impegno. Un sogno che continua quindi? Sì, è un sogno che continua, mi fa piacere perché anch'io amo il tennis e dico sempre che sono stato io a portare mio papà verso il tennis e da quando si è avvicinato non l'ha più lasciato. Mi seguiva spesso nei tornei, mi accompagnava ovviamente compatibilmente con il tempo del lavoro, però era sempre con me, giocavamo tanto assieme, eravamo anche una bella coppia di doppio e quindi anche questo è uno sprono per continuare sempre a giocare. Quella andata in scena sui campi del Commodore di Montegrotto è stata una grande kermesse del tennis giovanile veneto, dove lo spirito agonistico si è unito a quello educativo, il tutto favorito da un contesto ambientale azzeccato, sia dal punto di vista logistico che di opportunità ricreative. Per i ragazzi qualcosa di favoloso perché oltre che giocare le competizioni di tennis all'interno hanno la piscina a disposizione, hanno la sauna, hanno tutto quello che serve per il rilassamento dopo un incontro che veramente, in particolar modo con questa stagione, con questo caldo che abbiamo avuto in questi giorni, hanno effettivamente bisogno. Oltretutto abbiamo una convenzione con questa località e questo albergo che veramente, secondo il mio punto di vista, è eccezionale, dove che con poco riusciamo a ottenere molto. Non solo, diciamo così, giochiamo sui 3 campi coperti, ne abbiamo poi 3 all'aperto e ne adoperiamo altri 2 in un albergo qui vicino che fa sempre parte della stessa catena di questo albergo qua. Questa è la manifestazione più importante, più grande e direi più
che resta nella storia per quanto riguarda gli entusiasmi dei ragazzini. È nostra intenzione non solo tornare qui, ma soprattutto mantenere questo evento nel tempo. È un evento che è molto piacevole per i ragazzi, perché poi quando lasciano il posto vanno via veramente con gli occhi pieni di gioia perché hanno vissuto un'esperienza che poche altre regioni riescono a dare come la stiamo dando noi, per dire no. Abbiamo visto che non c'è solo competizione tra i ragazzi, ma c'è anche un'occasione per rafforzare le amicizie o per farne nascere di nuove. Cioè direi sì, questo senza dubbio si avvicina a quello che è lo spirito del mondo dello sport. Una collaborazione, quella instauratasi fra il Comitato regionale e il Commodore, che si rinnova da 3 stagioni. Allora, è il 3° anno consecutivo che ospitiamo questa manifestazione, ci fa molto piacere perché ci ha dato visibilità e ha permesso di instaurare un rapporto di collaborazione con la federazione, Comitato del Veneto. Ci auguriamo che questo possa proseguire anche negli anni futuri. Per noi è un orgoglio poter ospitare un evento di questa portata che a livello regionale, a livello forse anche nazionale. A fare la differenza sono sicuramente anche gli impianti di cui voi siete dotati. Certamente questa struttura dispone di 6 campi da tennis, 4 piscine termali, spa, per cui permette agli atleti giovani e ai loro familiari di poter passare un weekend anche di relax oltre che di competizione.